Mercoledì 24 marzo a Porto Tolle si è inaugurato il centro anziani San Nicolò con la presenza di autorità civili e religiose, Sua Eccellenza il Prefetto Dottoressa Maddalena De Luca, il Vescovo di Chioggia Monsignor Adriano Tessarollo, l'assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione Veneto Cristiano Corazzari, l'ex presidente della conferenza dei sindaci Franco Vitale e il nuovo presidente, il sindaco di Lusia Luca Prando. A fare da padrona di casa il vice sindaco Silvana Mantovani, che ha descritto sia le peculiarità sia l'impegno del comune, impegno già iniziato con le passate amministrazioni Finotti e Bellan. Un bel gesto di galateo istituzionale è stato da parte del vice sindaco Mantovani dare la parola all'ex sindaco Claudio Bellan. È una residenza che propone agli ospiti cure mediche, sostegno nelle attività di tutti i giorni, risposte ai bisogni della vita quotidiana e relazioni grazie al personale dedicato, qualificato e multidisciplinare. Sono presenti stanze singole, doppie, con bagno privato, un'infermieria, ampie aree condivise per il pranzo e le attività ricreative e di socializzazione. Il centro Servizi Anziani San Nicolò si trova in via Novembre 66 numero 4 a Porto Tolle. Le cooperative sociali partner del Consorzio Polesine Assistenza Sociosanitaria sono CIDAS, Eureka, Cooperativa Sociale Oasi e Goccia. 48 posti, 6 in regime di solvenza oppure a disposizione dei privati che vorranno portare i loro cari in struttura e 42 in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiudiamo con le parole del sindaco Roberto Pizzoli. Etico, oggi non è la giornata né delle medaglie né di essere bravi, oggi è la giornata che ogni amministratore, come mi hanno insegnato quando mi sono approcciato alla politica, che non è assolutamente il male assoluto del mondo, ma è un servizio del cercare di fare il bene per il prossimo, è quello di migliorare la qualità della vita della propria popolazione. Noi abbiamo una mission e la mission è migliorare la qualità della vita di ogni nostro singolo cittadino. Quest'opera qua è la costruzione, è il disegno di quella che è la nostra mission che oggi per quanto riguarda la casa di riposo, ma abbiamo visto il polio scolastico, tutto ciò che nelle amministrazioni che si sono succedute abbiamo voluto fortemente che portasse il suo saluto anche l'ex sindaco, perché giustamente si è adoperato su questa strada che stiamo percorrendo anche noi, e di conseguenza oggi, ripeto, per noi è orgoglio, è onore, ma soprattutto è la definizione di quello che è il servizio che dobbiamo fare ed è il modello di servizio che ogni amministrazione deve fare per la propria cittadinanza. Questo lo dico perché è giusto ed è giusto sottolinearlo.